per la nostra emittente Antenna 3. Anche ad agosto resta la prima TV regionale d'Italia secondo i dati certificati Auditel. Media Nord-Est, il primo network a livello nazionale. Furto in pieno giorno in un'officina di Treviso, scappare con la cassa un finto cliente, non posso dimenticare il suo viso e la sua voce, racconta un'impiegata, indagano i carabinieri. Raid dei ladri a Cimadolmo, 4 case colpite in una sola sera, la proprietaria di una delle abitazioni, adesso abbiamo paura. Tragedia di Cadiraio, nelle immagini della videosorveglianza gli ultimi istanti di vita di Marco Bettolini, l'enologo 46enne che è entrato nella cisterna 2 volte per salvare il collega 31enne Alberto Pin. Lavoro nero e gravi irregolarità in materia di sicurezza. I carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro hanno sospeso 5 attività. Il Veneto maglia nera a livello nazionale per infortuni sul lavoro. Migranti, tolleranza 00 contro i trafficanti, come diceva Gentilini, a dirlo ieri sera al raduno tricolore di Ponte di Piave Luca De Carlo, che torna anche sulla questione dei CPR in Veneto. Giornata speciale a San Polo di Piave, nonna Giuseppina De Stefani ha spento 108 candeline, circondata dall'affetto dei suoi familiari. Buonasera e ben ritrovati con le notizie da Treviso e provincia, questi i titoli, ma partiamo subito presentandovi il sondaggio di questa sera che riprende una delle novità introdotte nel nuovo codice della strada. Cellulare alla guida fino a 2.500 euro di multa, giusto? Sì, 0422 1626 691, no 0422 1626 690. La chiamata è gratuita, l'esito del sondaggio questa sera nel corso di Ring. Ma vediamo alla nostra notizia d'apertura e al nuovo record per la nostra emittente. Antenna 3 anche ad agosto resta la prima TV regionale d'Italia secondo i dati certificati Auditel. Media Nord-Est invece il primo network a livello nazionale. Buongiorno telespettatori. La nostra informazione non è andata in vacanza e anzi in quest'estate 2023 ha raggiunto nuovi record a livello nazionale, un primato assoluto per il panorama televisivo del Nord-Est. Anche ad agosto infatti il gruppo Media Nord-Est si conferma il primo grande network regionale d'Italia per ascolto medio certificato Auditel. Antenna 3 ancora una volta la prima emittente regionale più vista nel paese. Risultati conquistati giorno dopo giorno, l'attualità, la cronaca, la politica, gli approfondimenti e i collegamenti da tutto il territorio, un flusso continuo di notizie sempre verificate, autorevoli e credibili. Il Veneto con le sue 1000 sfaccettature e i suoi tanti protagonisti in costante primo piano. Nel mese di agosto Antenna 3 ha addirittura aumentato il suo ascolto medio, passando dai circa 8.700 telespettatori di luglio a quasi 9.300, 400.000 i contatti giornalieri anche nelle settimane contrassegnate da vacanze ed esodi. Abbiamo fatto compagnia a chi in ferie non è andato, ma anche a chi era sotto l'ombrellone, con migliaia di visualizzazioni sia in streaming che sui canali social, la dimostrazione di un legame profondissimo tra noi e voi. I dati parlano chiaro, soprattutto se confrontati alle principali emittenti regionali italiane. Ecco i numeri. Antenna 3 totalizza per la precisione 399.721 contatti giornalieri, 9.270 l'ascolto medio. La storica Tele Lombardia, per esempio, che insiste su una regione con il doppio della popolazione rispetto al Veneto, 10 milioni di abitanti contro 5, porta a casa 361.089 contatti quotidiani con un ascolto medio di 4.968, la metà della sola Antenna 3. Telenorba, la principale emittente del Sud Italia, raggiunge in Puglia 392.390 contatti nell'arco della giornata, 7.549 l'ascolto medio. Videolina, da sempre punto di riferimento in Sardegna, totalizza 369.450 contatti con ascolto medio a 8.499. I numeri esplodono se si guarda l'intero gruppo Media Nord-Est. Con Antenna 3 ci sono Rete Veneta e Telenord-Est, network che conta su un ascolto medio pari a 17.523 telespettatori nelle 24 ore, con i picchi del mezzogiorno e della sera, quando la concorrenza non è mai stata con le altre emittenti regionali e locali, ma con le principali reti nazionali, Rai e Mediaset. 52.841 l'ascolto medio del gruppo nella fascia serale dell'informazione dalle 18 alle 20.30, e qui davvero ogni paragone diventerebbe impietoso. Numeri, solo numeri però ostinati, che confermano
confermano un rapporto solido, un patto che si rinnova ogni giorno. Raccontare il territorio è un impegno e un onore, la vostra fiducia mai scontata, il nostro obiettivo. Veniamo alla cronaca con il furto messo a segno in pieno giorno in un'officina di Treviso. Scappare con la cassa un finto cliente. Non posso dimenticare il suo viso e la sua voce, ci racconta un'impiegata. Indagano i carabinieri. Il modo di vestire che aveva e la voce che mi rimbomba nelle orecchie come se l'avessi qui di fianco. Dipendenti e titolari dell'officina FASBA a 2 passi dallo stadio Tenni e dal comando della polizia locale non hanno dubbi su chi possa essere il responsabile del furto subito intorno alle 14 alla riapertura dopo la pausa pranzo. Quell'uomo di bell'aspetto, distinto, ben vestito infatti nelle scorse settimane era già passato qui in più occasioni. Era passata per prendere appuntamento, per fare un intervento al veicolo. Poi è passata in un secondo momento con, pensiamo, la scusa di aver perso gli occhiali da sole. È arrivato oggi con, possiamo dire, la scusa del pneumatico rotto, e alle domande che noi cercavamo di dare una risposta, ci dava già lui la risposta. E questo ci ha un po' insospettito, però poi abbiamo chiuso per la pausa. Dopo essersi presentato in officina all'orario di chiusura intorno alle 12, l'uomo ritorna alla riapertura. Pochi minuti dopo le 14, uno dei meccanici gli chiede di aspettare il tempo di indossare la tuta da lavoro. Questa persona con una scusa gli ha detto: vado a prendere una cosa in macchina. Lui è uscita e non è più rientrata. Il mio collega si è un attimo insospettito, è andato a vedere all'interno dell'ufficio e si è accorto che aveva portato via la cassa. Questione di pochi minuti. Assolutamente, penso neanche un minuto. A sparire l'incasso delle giornate di ieri e di stamane, migliaia di euro, anche se la cifra esatta non è stata ancora quantificata, denaro che sarebbe servito a pagare i fornitori. Per chi lavora qui si tratta di un colpo studiato nei dettagli. È una cosa premeditata, anche perché i contatti che ha lasciato non sono più reperibili. Dopo 50 anni di attività è il primo furto di questa portata per l'officina di via Siora Adriana del Vescovo. Il problema è che c'è il sudore dei miei colleghi, soprattutto perché sono loro che mettono mano sui veicoli, dei titolari che sono 40 anni che mandano avanti un'azienda e che danno lavoro a delle famiglie. Queste cose ti portano a vedere le persone che entrano con un altro occhio. Il titolare come sta? Molto molto provato. Entrambi sono proprio avviliti e amareggiati perché non possono stare sereni neppure a casa loro. E raid di furti anche a Cimadolmo, 4 case colpite in una sola sera. La proprietaria di una delle abitazioni racconta: adesso abbiamo paura. Entrando in casa ho visto che c'era un quadro per terra e poi subito il serramento che era stato rotto. Praticamente hanno sollevato il chiavistello del balcone e poi hanno forato il vetro rompendo con qualcosa per riuscire a aprire la maniglia praticamente, e sono entrati, hanno fatto il disastro. Un vicolo stretto, buio, circondato da campi, via Casali a Cimadolmo, una stradina senza via d'uscita che collega diverse abitazioni, da tempo senza luce a causa dei lampioni fotovoltaici non funzionanti, condizioni che tra le 20 e le 22:30 del 16 settembre hanno portato una banda di ladri ad introdursi in diverse case della zona. I mobili spostati dal muro un pochino per vedere dietro, e poi quello che c'era nei cassetti rovesciato, aperto, buttato per terra. Io ho tanti libri, anche il pianoforte è stato spostato per vedere dietro. Nelle camere proprio i cassetti aperti e rovesciati, anche il letto, ho alzato il materasso per vedere sotto. Casa letteralmente messa a soqquadro. Cercavano una cassaforte, dice la proprietaria, altrimenti non si spiega il perché di tanta premura spostare tutti i quadri e ribaltare gli armadi. Dal civico 6 di via Casali sono stati rubati quella sera 600 euro, ma nessun oggetto di valore è stato toccato. Non il solo colpo quella notte da parte della banda di ladri. Anche il vicino qua. Anche lui hanno tentato da sotto di entrargli in casa.
però lui era in casa e se ne è accorto. Hanno provato a scassinare anche l'infisso di Roberto Buosi, vicino di casa della signora, che è riuscito a far scappare i malviventi. Secondo i racconti del testimone si trattava di 2 individui. E quella sera è stata colpita anche una terza abitazione in via Don Piran, mentre poco distante sono riusciti ad introdursi anche nella casa della signora Luisa Capoia, lungo via Francesco Baracca, in cui è stata rubata una cintura di Louis Vuitton e dei gioielli in oro. Sempre la stessa la modalità di azione. I ladri sarebbero arrivati da campi circostanti, scavalcato la rete e scassinato gli infissi. E adesso si ha paura soprattutto di rimanere a casa a sera da soli, insomma. La tragedia di Cadiraio nelle immagini della videosorveglianza, gli ultimi istanti di vita di Marco Bettolini, l'enologo 46enne che è entrato nella cisterna 2 volte per salvare il collega Alberto Pin. Un filmato che racconta la disperazione di Marco Bettolini quando non vede più uscire dall'autoclave l'amico collega Alberto Pin. Nelle immagini che sono state visionate dagli inquirenti, il 46enne enologo che ha perso la vita nell'azienda vitivinicola Cadiraio entra per ben 2 volte nella cisterna per tentare di portare fuori il 31enne. Questo il nuovo elemento emerso nelle ultime ore sulla tragedia di giovedì scorso nella cantina di San Polo di Piave. Nei frame, che non hanno una buona risoluzione perché la telecamera di videosorveglianza è piuttosto lontana dal luogo della tragedia, inizialmente Pin si trova con un altro collega intento a controllare qualcosa, forse un tubo che non funziona. Un terzo uomo del quale finora non si è mai parlato, almeno formalmente. Insomma, potrebbe esserci stato un guasto all'origine della decisione di Pin di entrare dalla botola per effettuare un controllo. A quel punto il 31enne si trova in difficoltà, probabilmente perde i sensi. È in quel momento che arriva anche la vittima, che tenta una prima volta di portare fuori l'amico. Nelle immagini si vede il collega che era già sul posto con Pin tenere per le gambe il 46enne bassanese, ma il tentativo non riesce e l'uomo corre via a chiedere aiuto. Bettolini non aspetta i soccorsi e decide così di togliersi le scarpe di calzini ed entrare nell'autoclave nuovamente. Cala il silenzio, la tragedia si consuma in poco tempo, un eroe che ha provato in tutti i modi a salvare l'amico perdendo lui stesso la vita. Le condizioni di Pin, che si trova in ospedale a Treviso, sono leggermente migliorate. Gli inquirenti stanno ora ricostruendo quei terribili minuti, in particolare il lasso temporale da quando Pin e Bettolini sono entrati nella cisterna a quando sono arrivati i soccorsi interni all'azienda. Nelle prossime ore, intanto, sarà eseguito l'esame autoptico sul corpo del 46enne. Escalation di infortuni sul lavoro nella Marca nelle ultime settimane. Per i sindacati è una questione di prevenzione che non basta. Secondo loro la Regione non investe abbastanza negli ispettori dello Spisal. È ancora emergenza infortuni sul lavoro nella Marca. Il grido d'allarme dei sindacati è sullo Spisal, l'ente che effettua controlli nelle aziende. Sulla Spisal, sui controlli dei lavoratori, l'autonomia è totale, cioè una di quelle materie che è già di responsabilità della Regione. E quello che sta succedendo è che su questi ispettori, su questo Spisal, si sta non solo disinvestendo, ma apparentemente lo si sta cancellando. Al lungo elenco degli ultimi giorni, infatti, si è aggiunto quello che ha colpito un 70enne di Campodarsego che fa parte di una ditta in subappalto, quindi un esterno, alla Electrolux di Susegana, ferito alla gamba. In Veneto la situazione è preoccupante. Il Veneto è la seconda regione in Italia per numero di infortuni e morti sul lavoro ed è la seconda perché la prima è la Lombardia, ma la Lombardia ha il doppio delle imprese e il doppio degli abitanti, quindi è una situazione assolutamente grave. Tuttavia le sanzioni non bastano, serve soprattutto la prevenzione attraverso gli ispettori dello Spisal che siano competenti come ingegneri o chimici. Io spero che questi appelli vengano accolti dalla politica e si cominci a dare risorse per controllare, che si mettano esperti e ispettori che abbiano le competenze necessarie. Intanto il 12 ottobre a Treviso riprenderà il processo sulla morte di Mattia Battistetti, vittima nell'aprile del 2021 a 23 anni in un cantiere di Montebelluna. Siamo alla fase del dibattimento. Prima ci sarà un sit-in come abbiamo sempre organizzato per le altre udienze e vedremo. Confidiamo nel giudice, noi abbiamo fiducia nella giustizia, speriamo di non venire delusi.
Lavoro nero e gravi irregolarità in materia di sicurezza. I carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro hanno sospeso 5 attività e il Veneto rimane maglia nera a livello nazionale proprio per gli infortuni sul lavoro. Irregolarità, scarsa igiene, poca sicurezza, lavoro nero. Continuano serrati i controlli da parte degli uomini del Nucleo Ispettorato Carabinieri del Lavoro di Treviso, dell'Arma Territoriale e del locale Ispettorato Territoriale del Lavoro, che hanno sospeso 5 attività ed hanno elevato sanzioni per oltre 200.000 euro. La Marca sul fronte infortuni resta tra le province più problematiche in Italia. Il blitz ha riguardato principalmente i settori del commercio e della ristorazione ed ha interessato 16 aziende del Trevigiano. In particolare nel corso dei controlli che hanno interessato gli autolavaggi distributori di benzina sono state sospese 2 aziende a Conegliano e Godega Sant'Urbano, sia per l'impiego di un lavoratore in nero, sia per l'omessa redazione del documento di valutazione dei rischi, documento indispensabile per la sicurezza dei lavoratori. Sempre a Conegliano è stata sospesa l'attività di un altro autolavaggio per non aver provveduto a nominare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Nel settore della ristorazione è stata sospesa l'attività di 2 ristoranti pizzerie situate nei comuni di Treviso e Risepio Decimo. Nel primo caso il datore di lavoro aveva impiegato 2 cittadini italiani in nero, mentre il secondo non aveva provveduto ad elaborare il piano di evacuazione ed emergenza. Sanzionato anche un ristorante etnico a Quinto per diverse violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, mentre un bar di Conegliano gestito da cittadini cinesi non aveva provveduto a formare gli addetti alle emergenze. Siamo alla politica con le divisioni all'interno della Lega del Veneto particolarmente evidenti durante il raduno di Pontida. Zaia nega qualsiasi polemica, ma la scelta di 3 suoi assessori fa discutere. Intanto la Regione è alle prese con un'emergenza migranti raddoppiata rispetto all'anno scorso. Alla festa della Lega di Pontida, 4 dei 7 assessori regionali veneti presenti sono saliti sul palco assieme a Luca Zaia. 3 sono rimasti sul prato: Roberto Marcato, Federico Canere e Giampaolo Bottaccin. Una divisione fisica che in diversi interpretano come specchio di una spaccatura politica, di una contrapposizione di visioni, per cui di fatto in Veneto oramai esistono 2 leghe. Una lettura che però Zaia smentisce. Noi siamo un partito che è ben definito anche da un punto di vista gerarchico. E quindi il segretario è uno, i segretari provinciali sono quelli che sono stati eletti, funziona così in democrazia. Dopo tu puoi condividere o non condividere le idee, ma la Lega è una. Quindi la scelta dei 3 assessori che non sono saliti sul palco significa che non condividevano le idee di chi c'era su? Guardi, queste sono tutte, come si può dire, supposizioni che fate voi. Dovreste chiederlo agli assessori. Per me sono 3 militanti che sono venuti a Pontida, appunto, e basta. A Pontida Zaia ha parlato di autonomia, eppure proprio la lunghezza di un processo che ci si aspettava molto più rapido e la priorità che viene data dal governo a questa riforma amministrativa ha finito col farlo diventare un tema divisivo. È proprio l'autonomia però che divide, perché una parte della Lega anche in Veneto dice non vorremmo sentir parlare del ponte di Messina ma dell'autonomia. Ma guardi, anche qui, allora, noi abbiamo un progetto di governo che prevede anche il ponte di Messina. Non l'ha portato Luca Zaia del Veneto, l'ha portato qualcun altro, giusto? Ma c'è anche un progetto nel governo che prevede l'autonomia che l'ha portata il Veneto. Nella mia assemblea di condominio, se vai con il 10% di millesimi, il 20 o il 30%, torni a casa se pretendi di decidere per tutti, ognuno ha i suoi millesimi. Oltre alle vicende interne al partito di maggioranza del governo regionale, come il resto del paese il Veneto si trova ad affrontare l'emergenza di un'ondata migratoria raddoppiata nei numeri rispetto all'anno scorso. Saranno circa 200.000 arrivi rispetto ai 105.000 dell'anno scorso, almeno 150.000 dei 200.000 sono migranti economici che non hanno titolo di richiedere nessuna forma di protezione in Italia. Vuol dire che sono venuti qua ma non hanno titolo di restare qui. Il tema dei rimpatri è un tasto dolente. Sono circa 4.000 all'anno, ma solo in Veneto nell'ultimo periodo sono arrivati 9.000 nuovi migranti. Per Zaia è come cercare di svuotare il mare con un secchio. Dovremmo modificare di questo passo i servizi educativi, i servizi sanitari, i servizi sociali, provvedere a molti servizi che sono tipici di una società multietnica. Per carità, ne prendiamo atto, non stiamo qui a dire, però si sappia che è un mondo che sta cambiando e non possiamo mettere all'angolo i cittadini residenti che hanno diritto a risposte.
Incidente nel primo pomeriggio di oggi in centro a Castelfranco. Un uomo di 64 anni del campo San Pierese era in sella alla sua bicicletta e stava percorrendo via della Croce quando è stato urtato da un'auto che poi ha proseguito la sua corsa. L'uomo è caduto a terra riportando ferite che hanno richiesto l'intervento dei sanitari dell'ospedale. Grazie agli immediati riscontri raccolti, le riprese delle telecamere di sorveglianza e i racconti dei testimoni, i carabinieri di Castelfranco sono riusciti a rintracciare l'automobilista, un 27enne della zona, che ha spiegato ai militari dell'Arma di non essersi subito fermato in quanto preso dal panico, ammettendo subito il coinvolgimento nel sinistro. La condotta dell'investitore, incensurato, sarà ora posta al vaglio dell'autorità giudiziaria. Adesso la proposta dello CGIL sul fronte baby gang e disagio giovanile, una proposta rivolta ai piccoli comuni, quella di fondersi o in alternativa mettere insieme le proprie risorse. Se non è proprio possibile fare fusioni, che è questo l'ultimo fine, almeno si facciano delle aggregazioni di scopo tra comuni in modo tale da raggiungere queste dimensioni. Unire le forze delle amministrazioni per combattere il disagio giovanile è la carta giocata dallo CGIL per contrastare fenomeni di violenza che vedono sempre più spesso protagonisti giovani e giovanissimi. Sono i dati del sindacato ad evidenziare come mediamente solo il 13-15% dei bilanci dei comuni venga destinato al sociale, con una significativa differenza legata alle dimensioni territoriali. Il 9% dei comuni nella provincia di Treviso, che per noi comuni grandi sono sopra i 20.000 abitanti, hanno a disposizione il 41% di risorse da destinare alla spesa sociale, mentre i piccoli, che rappresentano il 31% dei nostri comuni, degli enti locali, hanno a disposizione solo il 9%. Secondo Biscaro, i comuni medi, medio-piccoli e piccoli, che rappresentano il 90% del totale, dovrebbero mettere insieme le risorse anche economiche per politiche sociali condivise, un po' come è successo, spiega, durante la pandemia. La stessa cosa dobbiamo fare anche nell'educazione e nella formazione. Non abbiamo paura di questo. Ogni comune rimarrà col suo nome, per carità, eccetera, ma sui servizi dobbiamo fare questo sforzo, almeno questo. Io mi auguro anche le fusioni, però almeno questo lo dobbiamo fare. Cerchiamo di fare quelle azioni che ci consentiranno di arrivare a una soluzione, e se non proprio una soluzione, a una mitigazione di questo disagio sociale che è presente e ce lo dicono tutti. Perché il disagio sociale è presente nei grandi comuni, ma è presente anche nei piccoli comuni. Assolutamente sì, e nei piccoli comuni forse è ancora più grave. A prescindere dalle loro dimensioni, Biscaro si rivolge ai comuni con un ultimo messaggio prettamente politico. Non abbiate paura, sindaci, chiedete al governo che stanzi e che investa di più nell'educazione e nella formazione dei nuovi cittadini, compresi gli immigrati. Inaugurato a Piavondi Oderzo il nuovo anno scolastico insieme agli studenti e alle studentesse dell'Istituto Cerletti, al termine dei lavori di riqualificazione dell'edificio per un valore di quasi 900.000 euro. Presente anche il presidente della provincia di Treviso, che ha fatto il punto dopo una settimana dall'inizio delle scuole. L'inizio scuola paga un po' il dazio del trasporto pubblico, ma se andiamo a vedere negli anni passati è un problema quasi, fra virgolette, passatemi il termine, normale, nel senso che bisogna andare a regime, devono essere fatti gli orari scolastici definitivi e quindi i primi giorni portano qualche disservizio sul trasporto scolastico. Chiede di pazientare Stefano Marcon, perché le prime settimane di scuola servono per capire l'andamento dei flussi in entrata e uscita. Subito risolti i disagi che hanno visto i protagonisti dei ragazzi lasciati a piedi nei comuni di Vittorio Veneto e Vedelago, tra cui c'era anche un ragazzo in sedia a rotelle. Tutti questi disservizi, questi disagi sono all'attenzione massima di MOM e io penso e spero che dall'inizio della settimana prossima la questione vada a regime. Procedono intanto i cantieri nelle scuole avviati dalla provincia a Vittorio Veneto e Treviso. Tra le opere di riqualificazione anche l'Istituto Agrario Cerletti di Piavondi Oderzo.
880.000 euro il valore complessivo dell'opera, resa possibile da una copertura di ben 770.000 euro di fondi derivanti dal PNRR. Un progetto di efficientamento energetico con la sostituzione degli infissi e un adeguamento degli scarichi fognari. Erano lavori che appunto attendavamo e la provincia ha naturalmente risposto subito ai bisogni di questa scuola. È una sede distaccata del campus Cerletti che però è davvero un'eccellenza. L'inaugurazione della nuova veste della scuola è stata occasione che ha permesso ai ragazzi e alle ragazze dell'istituto di mostrare alle autorità presenti i risultati dei loro studi sul campo. Bellissima e necessaria l'opera edile di ristrutturazione, ma bellissimo anche conoscere quello che questa scuola fa. Intervento dei vigili del fuoco questa notte intorno all'1 per un incidente che ha coinvolto un'auto finita in un fosso adiacente alla Pontebana nel comune di Spresiano. Tra i feriti che sono riusciti ad uscire autonomamente dall'auto, ai quali ha prestato soccorso la squadra dei pompieri del distaccamento aeroportuale di Treviso, che si è occupata anche di mettere in sicurezza il mezzo. Sul posto sono giunti i carabinieri per deviare il traffico ed effettuare i rilievi di legge. L'intervento dei vigili del fuoco per bonifica dell'auto è terminato intorno alle 3. Migranti, tolleranza 00 contro i trafficanti, come diceva Gentilini, a dirlo ieri sera al raduno tricolore di Ponte di Piave, Luca De Carlo, che torna anche sulla questione dei CPR in Veneto. Il blocco navale europeo. Noi con le nazioni europee e con l'accordo con le nazioni africane dobbiamo bloccare gli scafisti. Questa è la regola numero 1. Per troppo tempo gli scafisti sono stati tollerati, con noi tolleranza 00, come direbbe il buon Gentilini. La citazione in terra trevigiana, in occasione del raduno tricolore a Ponte di Piave, sembra tutt'altro che casuale nei giorni in cui si attende di capire dove l'esecutivo Meloni insedierà il CPR per il Veneto. L'incognita resta, anche se i criteri già individuati permettono forse di escludere dei territori. No, non si sa già dove, è oggetto di valutazione naturalmente. I criteri saranno quelli della facile accessibilità, del contenimento facile, cioè della facilità di poter controllare, e soprattutto del fatto che siano zone poco abitate, quindi per non creare disagi alla popolazione. Queste le regole generali, con lo stesso De Carlo che escluderebbe dalla lista alcune località già meta di accoglienza, sia presente che passata: Cona, Conetta, ex caserma Serena, Treviso Caser e Zanuso Oderzo, alcuni nomi. Credo che siano località che hanno già dato sotto questo aspetto e che abbiano già pagato un prezzo altissimo durante la precedente gestione dei migranti. Nella serata di Ponte di Piave, inevitabile poi parlare di alleanze. In un centrodestra scosso da tensioni con la fuga dei leghisti verso altri lidi, la presenza sul pratone a Pontida dei tre big Marcato, Bottacin, Caner non spegne le voci di passaggi. L'ultima ipotesi, Bottacin in Fratelli d'Italia, per De Carlo fantapolitica. Giampaolo ha una storia di leghismo militante da sempre, non è uno che fa i salti delle cavallette da un partito all'altro, lo dimostra la sua storia, per cui non credo che ci sia questa possibilità. A Ponte di Piave, tra bighe militanti, si guarda la tornata elettorale di primavera e tra i supporter d'eccezione c'è anche l'ex campione di ciclismo Moreno Argentin. La van der Leyen è già venuta giù anche a Lampedusa, quindi evidentemente noi da soli non ce la possiamo fare, dobbiamo per forza trovare sostegno e appoggio. 50 richiedenti asilo, ospiti dell'ex caserma Serena di Dosson, domani in udienza da Papa Francesco. Come già avvenuto in passato, a parte la pausa per il Covid, si rinnoverà così l'incontro tra il Santo Padre e i migranti ospitati nel centro diretto dalla nuova facility di Gian Lorenzo Marinese, dove nelle scorse settimane è andato in visita anche il vescovo di Treviso, Monsignor Michele Tomasi. L'udienza domani alle 9, il gruppo partirà in pullman stasera dal centro d'accoglienza, vi faranno parte anche donne e bambini e in generale migranti di diverse religioni, non solo cristiani. Dopo l'udienza e il pranzo a sacco, domani il rientro, sempre il pullman nella Marca. E si è spento improvvisamente a Povegliano Gabriele Marinello, 82 anni, per tutto l'uomo delle istituzioni. Aveva lavorato per 40 anni all'ufficio anagrafe del Sacrestano, rimanendo sempre attivo nella comunità in parrocchia. Chi gli è stato accanto come amministratore pubblico, semplice, chirichetto, lo ricorda come una persona schietta, costruttiva, leale e soprattutto sempre pronta a spendersi per gli altri. Sposato nel 1975 con Anna Genovese, rimasto poi vedovo nel 2011, lascia le figlie Chiara e Giovanna. I funerali domani alle 15 a Povegliano. Ci fermiamo per la pubblicità, tra poco.
Rieccoci in diretta per la festa a San Polo di Piave per i 108 anni di nonna Giuseppina. Oggi è una giornata speciale a San Polo di Piave perché la signora Giuseppina De Stefani ha raggiunto l'eccezionale traguardo di 108 anni, circondata dall'affetto dei suoi familiari e da tutti i residenti del centro anziani Villa Vittoria, nel quale è ospite dal 2019. È un giorno importantissimo, la signora ha raggiunto il traguardo dei 108 anni, per noi è un grande successo e per tutta la comunità. In qualità di Presidente, non solo per il compleanno della signora, ma per il benessere di tutti i nostri ospiti, per i quali cerchiamo di assicurare assolutamente il meglio. Nata a Vazzola nel 1915 da una famiglia di umili origini, Giuseppina è sempre vissuta a San Polo di Piave con il marito Pietro e i figli Marilena e Carlo, che l'hanno resa prima nonna e poi bisnonna. Ad omaggiarla in questa giornata speciale l'assessora al sociale Marzia Bolzan, che in questa occasione veste anche il ruolo di pronipote, oltre agli auguri del sindaco di San Polo Nicola Fantuzzi. Tutta la comunità di San Polo di Piave festeggia questo incredibile traguardo della signora Giuseppina De Stefani. Davvero tanti auguri di cuore per questi 108 anni, davvero esempio di longevità e di resilienza che porta nella nostra comunità. Dal 2017 il Trofeo delle Regioni cerca di dare luce al baseball amatoriale, coinvolgendo una serie di ex giocatori che sono pronti a mettersi in gioco per conquistare il primo posto tra le regioni partecipanti. A contendersi il titolo quest'anno sono Lombardia, Friuli, Toscana e Veneto. Il Veneto in particolare è osservato speciale perché già vincitore dell'edizione 2019, l'ultima prima del Covid. A fare da sfondo alla competizione il campo messo a disposizione dal comune di Ponzano, punto di riferimento per il baseball in provincia, disciplina che negli ultimi tempi si sta evolvendo. E siamo adesso alle notizie da Belluno e provincia. Daniele Trabucco conclude la sua esperienza a Palazzo Rosso. Poco più di un anno dalle elezioni, l'esponente della lista Noi con Oscar ha rassegnato le dimissioni da consigliere comunale. Nel comunicato Trabucco attribuisce la sua decisione a presunti impegni di lavoro, giustificazione molto in voga di questi tempi che non depone a suo favore. I ben informati sanno che Trabucco, ancora prima del voto, si era dato tempo un anno e così è stato. Sono noti gli screzi pesanti con la sua compagna di lista, Sandra Mella, acuiti dalla scelta di non votare la mozione sanità. Oggi le dimissioni di Trabucco aprono nuovi scenari, gli subentrerà il primo dei non eletti, mentre i colleghi consiglieri che con lui in questi giorni hanno lavorato per la costituzione di un nuovo gruppo consigliare sembrano decisi a concretizzare le indiscrezioni degli ultimi giorni, e a rischio restano i numeri della maggioranza che sostiene il sindaco De Pellegrin. E adesso andiamo a Lamon con una festa. Un paese piccolo, ma che i fagioli hanno reso famoso ovunque. Parliamo di Lamon, di cui 40 anni fa si innamorò un padovano trasformatosi per questo, un poco alla volta, in operatore turistico. Il suo cruccio è la piazza, tutta rattoppata, che non è davvero un bel biglietto da visita per i turisti che arrivano. Sono socio anche dell'associazione turistica Lamon, ormai da anni che questa piazza è messa così. E mi vergogno a mandare i miei turisti che vengono qua. Cos'ha in particolare questa piazza da farla addirittura vergognare? Basta dargli un occhio, se vedete tutte queste rattoppi che ci sono, che invece di rimettere com'era è stato solo rattoppato con catrame e via così, oltretutto ci sono ancora tante buche, è invivibile. È invivibile. L'amministrazione cosa vi risponde? Niente. Sulla piazza si affaccia anche l'ospedale, eccellenza per la riabilitazione, che dopo lunghi anni dovrebbe essere ormai prossimo alla riapertura. La piazza è com'è da tanti anni e la responsabilità della mancata manutenzione, discussa in ogni passata campagna elettorale, va quindi divisa tra più soggetti. Già nel 2000 fu reperito un finanziamento di 1 milione e fu fatto uno studio di progettazione, ma le cose sono poi rimaste come si vedono. In novembre, ci ha spiegato il sindaco Loris Maccagnan, dovrebbero essere approvati i sottoservizi e tutto dovrebbe essere definito entro la fine del prossimo anno. Il nuovo manto della piazza quindi, salvo imprevisti,
Lo si dovrebbe vedere nel 2025. Come avrete capito, il servizio riguardava una protesta, la protesta per le condizioni della piazza di Lamon. L'ULSS 1 Dolomiti mette in campo un'unità mobile aggiuntiva per le risonanze magnetiche all'ospedale San Martino di Belluno. Si tratta di un vero e proprio camion riadattato con strumenti tecnologicamente avanzati che permette di effettuare prestazioni straordinarie nell'ambito della radiologia. Il mezzo, con equip annessa, garantirà l'esecuzione di circa 770 risonanze. Queste si aggiungono all'acquisto di orari aggiuntivi già svolti da medici e tecnici dell'USL 1 Dolomiti per l'esecuzione di prestazioni radiologiche oltre l'ordinario e alla convenzione con l'azienda ospedaliera di Padova. C'è ancora strada da fare, ma questi sono passi concreti e tangibili che nel breve termine sono ossigeno, commenta il commissario Giuseppe Dalben. 60 interventi di soccorso da giugno ad oggi è il bilancio delle attività estive condotte nell'ambito della campagna Vacanze Sicure del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza. Gli interventi ad opera delle stazioni di Auronzo di Cadore e Cortina d'Ampezzo hanno permesso di trarre in salvo 70 persone vittime di infortuni oppure diverse in ambienti scarsamente antropizzati. Fondamentale, scrive in una nota il comando provinciale, lo stretto raccordo con il soccorso alpino, SUEM 118 e tutte le altre forze dell'ordine, che ha permesso di effettuare interventi con la massima tempestività ed efficienza. Fondamentale resta il ruolo della prevenzione e della sensibilizzazione ai giusti comportamenti da seguire quando si trova in ambienti severi come quelli montani, specialmente considerato l'elevato rischio a cui si sottopongono in prima persona i soccorritori durante gli interventi. Come nel resto del Veneto, anche a Belluno, a chiunque disponga di un dispositivo smartphone verrà inviata una notifica di test proveniente dal nuovo sistema di protezione civile IT Alert. L'invito dell'amministrazione comunale di Belluno è di non allarmarsi. Tutti i telefoni cellulari sul territorio veneto suoneranno all'unisono alle 12 di giovedì, ma non ci sarà nulla di cui preoccuparsi. Entra nella fase sperimentale IT Alert, il servizio di protezione civile nazionale che servirà a notificare alla cittadinanza l'incombere di calamità o situazioni emergenziali in senso lato che mettano a rischio la sicurezza delle persone. In questa occasione si tratterà di un test per verificare l'efficacia del funzionamento del servizio che si basa sulla connessione alle celle telefoniche territoriali. Una notifica con un suono diverso a quello a cui siamo abituati ci avviserà della segnalazione attraverso un messaggio testuale. L'importanza secondo me è che raggiunge tutti e quindi è un in più che noi dobbiamo sicuramente utilizzare nel caso di calamità. Una volta che sarà operativo, IT Alert si attiverà al verificarsi di eventi calamitosi quali dissesti idrogeologici, precipitazioni intense, maremoti, incidenti nucleari e chimici e attività vulcaniche. Non è necessario scaricare app o registrarsi a nessun sito, il servizio è totalmente automatico e gratuito. Anche sul fronte della tutela della privacy si può stare tranquilli, il sistema non colleziona dati di ritorno dagli utenti, garantendo l'assoluto anonimato e la sicurezza di qualsivoglia dato sensibile. L'invito diramato oggi da Palazzo Rosso è quello a non allarmarsi e anzi di partecipare al questionario che sarà accessibile tramite link contenuto nel messaggio, contribuendo al miglioramento del servizio. È importante che tutti comunicano, soprattutto appunto ai loro familiari, che questo messaggio è solo un test. Poi invece le altre persone, se riescono anche a compilare il format che si troverà nel sito che sarà comunicato, è una cosa importante. È davvero tutto, grazie per essere stati con noi. Previsioni del tempo, buona serata. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia. Laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Previsioni del tempo per mercoledì 20 settembre. Sul Veneto iniziali nubi basse, possibili anche in pianura, poi cielo poco nuvoloso al mattino con aumento della copertura nel corso del pomeriggio. Precipitazioni generalmente assenti nel corso della giornata. Dalla serata aumento di probabilità di piogge sulla pianura anche a carattere di rovescio o temporale. Temperature minime tra 15 e 20 gradi, massime tra 24 e 29 gradi.
Sul Friuli Venezia Giulia al mattino poco nuvoloso, dal pomeriggio nuvolosità più consistente con probabilità di qualche rovescio localizzato, in particolare sulle zone montane, ulteriore peggioramento in serata. Temperature minime tra 17 e 23 gradi, massime tra 25 e 29 gradi. In Trentino Alto Adige tempo da parzialmente nuvoloso a nuvoloso con elevata probabilità di precipitazioni dal tardo pomeriggio alla serata. Temperature minime tra 9 e 14 gradi, massime tra 20 e 27 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia, laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura.